Invece il 4 aprile vi diciamo che nel 1876 nacque un grande, un grandissimo, e me lo deve confermare però Salvatore Architravo. Buongiorno! Buongiorno a tutti. Allora, chi nacque nel 4 aprile? 149 anni fa nacque Ernesto Murolo. Ma dai. Il grande poeta Ernesto Murolo. Dai, allora, io quando parlo di queste famiglie storiche, no? Sì. Cado sempre in confusione. Allora, Ernesto Murolo e Opate Roberto Murolo? Certamente. Meno male. Era il penultimo dei 7 figli di Ernesto, Roberto. Roberto. E Ernesto Murolo, chi era figlio? Non lo sai. No, vabbè. Allora, si dice di Scarpetta, però non lo dire. Anche se lui fu un commediografo che andò contro il teatro di Scarpetta, Ernesto Murolo, quindi diciamo non è proprio in linea con la cosa. Sai una cosa che non sapevo e che voglio dire poi leggendo la biografia ieri sera, perché sapevo di voler ricordare Ernesto Murolo oggi, ho scoperto che lui poi a un certo punto diventa proprio fascista, firma proprio un manifesto, no? Sì, degli intellettuali. Della prima ora, sì. Della prima ora, vabbè, sì. Quando il manifesto di Giovanni Gentile nel 25, se non sbaglio. Vabbè, quando non si conoscevano poi, no? Gli sviluppi di quella pagina. Non si conosceva ancora. Ragione, come si bella. Senti, allora, io ce l'ho una canzone di Ernesto Murolo che ho scelto, ma tu me ne dici 4-5 che ha scritto il grande Murolo, così i più giovani sapranno chi è Ernesto Murolo? Tarantelluccia, che è presa pure nel film di Luciano De Crescenzo, una casarella pitta da rose, goppo pusilla che potete mi fa Popolo Po, qui fu Napoli, Pescatore Fucillo, Tarantella Internazionale. Fusillo che ha di ruso pure sua? Dopo capi Pusillo che ha di ruso. Sì. Un de Maria Rosa. Bella, pure lui. Maria Rosa. Paradiso e fuoco eterno. Paradiso e fuoco eterno l'ha scritto Murolo. Sì, Murolo Tagliaferri, perché poi con Ernesto Tagliaferri ebbe una collaborazione di oltre 15 anni. Ma con Tagliaferri addirittura Ernesto Murolo fece il primo festival napoletano a Sanremo con la canzone napoletana. Che abbiamo raccontato pure con te. C'era pure Ernesto Murolo? No, Ernesto Murolo era il direttore artistico. Ed Ernesto Tagliaferri era il direttore d'orchestra. Senti, aspetta, ti faccio sentire una chicca. Roberto Murolo che parla di casa sua e dice, dove abitava il papà, e dice a un giornalista: le vedi queste poltrone? No, ma sentiamo, vai. Nel salotto di casa mia io non ho toccato proprio niente, così come stava 80 anni fa, sta tale e quale adesso, perché quelle poltrone e quel divano che stanno su queste poltrone, si sono seduti questi grandissimi poeti, Bovio, Di Giacomo, eccetera, Viviani, tutti si sono seduti perché venivano a trovarsi, incontravano con mio padre. E dopo la stanza del salotto c'è la stanza da pranzo con la tavola. Ma che meraviglia questa testimonianza, il papà di Roberto Murolo, Ernesto, ospitava, dimmi. E queste stesse poltrone in via Cimarosa 25 si possono vedere ancora oggi, perché a febbraio è stata inaugurata la casa museo Murolo. Sì, è vero. Quando sono andato con nonno anche le vide nel 63 queste stesse poltrone, quindi è rimasto uguale dal 1930 al 2003 che ha abitato la famiglia Murolo in questo appartamento. Senti, allora qualcuno ci corregge, evidentemente te abbiamo sbagliato quando abbiamo cantato Tarantelluccia, perché dice non è in Coppo Pusille, ma in Coppe Camaldoli. È vero, è in Coppe Camaldoli. Giusto. Non lo so, mo se ci siamo confusi noi o chi. Allora, Fusillega di Ruso e di Murolo Gambardella del 1904. Tarantelluccia è del 7 con Rodolfo Falco. Aglio, mo tu fai a Salvatore Architrava o nipote Mario Trevi. Quando mi porti quel nonno? Giovedì forse? Dopo mi organizzo con Leo. Va bene, un abbraccio e viva la musica, la canzone napoletana! Sempre, grazie sempre di tutto.